Serve quanto prima un confronto democratico tra le parti politiche, economiche e sociali e che coinvolga anche i corpi intermedi per progettare assieme le azioni contro il rischio crescente dell'illegalità. A dirlo il presidente Legacoop Sardegna Claudio Azzori, che a questo proposito ha inviato una lettera al presidente della regione Cristian Solinas. Secondo Azzori la situazione di forte crisi sanitaria, economica e sociale che viviamo come paese e ancor più come Sardegna necessita di un nuovo approccio che contenga la rabbia crescente di cittadini e lavoratori. L'illusione che potessero bastare le istituzioni a gestire le innumerevoli problematiche non ha funzionato nella prima fase e ancor meno sta funzionando oggi. Secondo il presidente Legacoop Sardegna è dunque necessario coinvolgere nel confronto tutti i corpi intermedi, ossia quelle organizzazioni che fanno da tramite tra i settori pubblico e privato, per uscire dall'idea di dare risposte settoriali slegando il tema sanitario da quello economico, formativo o sociale. Dalle organizzazioni datoriali a quelle del lavoro, compresi tutti coloro che operano nelle diverse parti del terzo settore e del mondo della scuola e dell'università, i corpi intermedi vanno coinvolti dalle istituzioni per costruire un percorso comune, capace di garantire meglio la salute dei cittadini, di riconoscere dignità al lavoro, portare il tessuto imprenditoriale dentro un nuovo modello di sviluppo sostenibile e garantire il diritto allo studio in presenza per gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli universitari. Gli indennizi promessi, così come quelli già erogati, non bastano più come pillola per far digerire questa situazione, dichiara il presidente Legacoop Sardegna. Chiediamo di trasformare le sedi istituzionali da palazzi a piazze, aperte al contributo delle rappresentanze varie.